Sindaco Botteon, mattinata particolare qui a Tarso. Che cosa avete firmato? Che iniziativa state portando avanti? Beh, insieme ai colleghi di Tarso e di Rimini Lago abbiamo sottoscritto una richiesta al signor Prefetto affinché possa sostanzialmente dare la possibilità ai nostri territori di avere come competenza, dare la competenza al commissariato di Conegliano ai nostri territori. A dire la verità, il commissariato quando viene sollecitato dalle nostre telefonate o da quelle dei cittadini, tendenzialmente interviene lo stesso, soprattutto di notte, però non essendo territorialmente competente dobbiamo far fede, soprattutto con le stazioni dei carabinieri e con i vigili di Conegliano e di Vittorio Veneto, che a dire la verità si prodigano, ma purtroppo i numeri dei furti in questi periodi sono talmente alti che anche loro fanno fatica a gestire tutte le richieste di intervento. Vi aspettate anche un incontro diretto col prefetto? Beh, è auspicabile anche perché insomma 3 comuni che sottoscrivono una richiesta del genere non è da poco, anche perché ci sono territori abbastanza diversi tra di loro, ma soprattutto da un punto di vista di superficie sono superfici importanti perché partiamo da appena dopo Conegliano, arriviamo ai limiti di Vittorio Veneto, per cui insomma il territorio è importante, speriamo che il prefetto ci dia ascolto e possa riceverci in prefettura.